24enne sloveno ricoverato in ospedale a Trieste. Prima di essere scaricato nel capoluogo, Giuliano era stato rapito a Schio, portato a Marano Vicentino e pestato, giallo su movente e responsabili. Convalidato l'arresto dei due cugini inglesi che hanno accoltellato un 22enne a Venezia per aver difeso una ragazza dalle loro molestie. In un video il tentato omicidio, il giovane ha rischiato di morire estraendo la lama dal collo. Aggredito a sprangate in centro a Rovigo un cittadino marocchino in ospedale con numerose lesioni. Le indagini dei carabinieri, ci sarebbe un sospettato per il brutale pestaggio. Amministrativa a Venezia, il centrodestra verso l'ufficialità del candidato Simone Venturini che commenta "io ci sono", ma Forza Italia con Michele Zuin frena "nulla di già deciso". Protesta degli studenti veneti per i 4.000 idonei e non beneficiari che attendono la borsa di studio e il presidio, mentre a Palazzo Ferrofini è in corso il Consiglio regionale. Il 24 febbraio 2022 iniziava l'invasione russa in Ucraina, da allora tante le storie di solidarietà in Veneto, volontari, associazioni e semplici famiglie che hanno accolto gli esuli. Nella sua alta villa la festa per Davide Ghiotto, oro olimpico Milano Cortina, e la grazia del campione ai suoi tifosi, ora il meritato riposo. Non solo la rubrica in onda la domenica, da domani ogni mercoledì in prima serata su Antenna 3, un talk show per affrontare con i protagonisti tutti i problemi di un settore strategico per il Veneto. Ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali, questi titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio di oggi. Il 24 febbraio 2022, l'inizio dell'invasione della Russia in Ucraina, una guerra che continua e che continua a dividere la politica internazionale e italiana. Dunque 4 anni di guerra, chi sta vincendo? Lo vedete se volete rispondere. Zelensky in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere Putin in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio, come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora la cronaca. Sequestrato e picchiato a Vicenza e poi lasciato esanime sul Carso triestino in via Basovizza. La vittima dell'episodio è un giovane di origine bosniaca portato nella notte all'ospedale di Cattinara. Nella notte carabinieri e sanitari lo hanno trovato qui in via di Basovizza, steso a terra con delle ferite al volto. Si tratta di un cittadino bosniaco di 24 anni. Secondo quanto appreso, il giovane sarebbe stato rapito ieri da dei malviventi a Schio, in quel di Vicenza, picchiato e poi trasportato in auto fino a Trieste. Quello che a tutti gli effetti sembra un vero e proprio regolamento di conti. Era pieno giorno, le 13:30, quando alcune persone di origine straniera, davanti a diversi testimoni, sono scesi da una jeep nell'abitato di Schio, in provincia di Vicenza, hanno prelevato di forza e caricato a bordo il giovane bosniaco che urlava e chiedeva aiuto. Durante il trasporto in auto, la vittima sarebbe stata immobilizzata e picchiata. Dopo un breve viaggio di circa 7 chilometri, i malviventi si sono fermati a Marano Vicentino, dove è continuato il pestaggio. Poi il cambio di auto. La jeep è stata abbandonata e i sequestratori sono montati insieme alla vittima su un altro mezzo, direzione Trieste. La macchina lasciata a Marano Vicentino verrà ritrovata dai carabinieri di Vicenza alcune ore dopo, con evidenti tracce di sangue all'interno. Il viaggio del malcapitato è terminato sul Carso triestino, a Opicina. In piena notte gli aggressori hanno letteralmente scaricato in strada il 24enne all'altezza del civico 29/12. Il giovane, ferito con tumefazioni al volto e traumi su varie parti del corpo, è stato soccorso dai sanitari del 118, arrivati con l'ambulanza, e dai carabinieri. A neanche 300 metri dal luogo del ritrovamento, infatti, sorge la stazione dei militari dell'Arma. Il 24enne è stato portato all'ospedale di Cattinara per le cure del caso, dopo aver riferito ai carabinieri di essere stato picchiato e rapito. Qual è il motivo del sequestro? Perché i rapitori hanno voluto intimidire il giovane bosniaco? Un pestaggio di avvertimento? Di certo il 24enne conosceva i propri aggressori. Non è escluso che il gruppo di sequestratori sia già fuggito oltre confine. Sul caso, per il quale vige il massimo riservo, indagano i carabinieri di Vicenza. Ed ora nel veneziano restano in carcere 2 giovani accusati di tentato omicidio per aver accoltellato al collo un 22enne del Lido lo scorso 14 febbraio a Rialto. Diffusi i video della serata, il ragazzo si sarebbe estratto da solo la lama dal collo rischiando di morire dissanguato.
Il fendente è sferrato dritto al collo, sorprendendo il 22enne del Lido alle spalle. All'origine della violenza la colpa, secondo i suoi assalitori, un 19enne e un 21enne inglesi, di essere intervenuto in difesa di una ragazza oggetto di molestie. È stato proprio lui a estrarre la lama dal collo, rischiando di morire dissanguato. La scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale La Bussola, in Campo Bella Vienna, vicino a Rialto. Questa la ricostruzione degli inquirenti degli attimi della notte di follia. Restano intanto in carcere i 2 cugini londinesi ritenuti responsabili dell'accoltellamento. Il locale è stato sottoposto a chiusura forzata dalla notte dell'accaduto. L'accusa per i 2 è di tentato omicidio. I cugini erano in laguna da circa un paio di settimane, sono stati trovati nell'appartamento di una parente italiana in centro storico. Dalle indagini è emerso che i 2 giovani erano arrivati a Venezia a fine gennaio per una vacanza e avessero con loro già pronto il biglietto aereo del ritorno. Avevamo 2 volti a cui bisognava dare una identità e in questo senso prezioso è stato un duplice metodo di lavoro. Da un lato attività di OSINT e quindi di analisi delle fonti aperte e dei profili sui social media, dall'altro una cooperazione internazionale di polizia stringente, proficua, importante tra la squadra mobile di Venezia ed il servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite dell'esperto per la sicurezza a Londra. I 2 indagati restano dunque a disposizione dell'autorità giudiziaria e del loro fermo è stata informata la rappresentanza diplomatica del Regno Unito. Intanto la questura fa sapere che proseguono le ricerche dei sommozzatori della Polizia di Stato per cercare nelle acque del Canal Grande l'arma utilizzata per il delitto. Fatto eclatante quello dello scorso 14 febbraio, ma non nuovo nella zona e che per questo preoccupa commercianti e residenti del centro storico. Episodi come questo comunque non dico siano l'ordine del giorno, ma diciamo che ogni 10 giorni accadono. È una violenza costante e continua, una enorme delusione nei confronti di chi? Delle nostre istituzioni ovviamente. Deve esserci sui punti caldi una presenza costante delle forze dell'ordine. Preso a sprangate e finito in ospedale con fratture alla mandibola e al naso ed alcuni denti rotti, la brutale aggressione nel cuore di Rovigo in via Badaloni è avvenuta nelle scorse settimane ma è stata resa nota solo oggi. Vittima dell'assalto ad opera di 2 persone, un cittadino marocchino che non appena è stato in grado ha presentato denuncia dando il via alle indagini dei carabinieri. Ci sarebbe un primo sospettato, si parla di un cittadino italiano, ancora da chiarire dinamica e movente dell'aggressione. Commerciante rapinato alla chiusura del negozio all'Arcella a Padova. I ladri gli avevano anche messo fuori uso l'auto. Lo hanno atteso all'uscita del suo negozio mentre a piedi, con l'incasso della giornata, stava raggiungendo la sua auto. Il titolare della macelleria di via Ansuino da Forlì all'Arcella è stato rapinato venerdì sera da un ladro che poco prima gli aveva anche tagliato le gomme della macchina. Ancora turbato da quanto accaduto, il macellaio preferisce non parlare a microfono. Ci racconta però che la rapina è avvenuta in pochi minuti dopo aver raggiunto la sua vettura parcheggiata in via Lippi. Infatti si era accorto delle ruote bucate, si era chinato a controllare e un uomo che lo attendeva nascosto nel buio della via in pochi secondi lo ha spinto e gli ha rubato la borsa con l'incasso della giornata, circa 7.000 euro e tutti i documenti. Il macellaio ha urlato e chiesto aiuto, ma il rapinatore, fatti pochi metri, è salito nell'auto che lo aspettava e che è subito partita a fari spenti. Un colpo studiato e preparato, non ha dubbi il macellaio, che ha subito allertato la polizia che ora sta indagando grazie anche alle telecamere di videosorveglianza della zona. Commercianti presi di mira a Padova dai furti, come è accaduto anche a Luca Cen di Mortise, che lunedì mattina ha trovato il suo megastore in via dell'Ippodromo completamente razziato dai ladri che hanno anche distrutto la centralina dell'allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 19 di ieri per un incendio divampato in un appartamento al primo piano di un edificio residenziale di 8 piani a Verona, in Viale della Repubblica. Il fumo ha rapidamente invaso i vani scala, rendendo necessaria l'evacuazione dell'intero stabile. Dal comando di Verona sono intervenute diverse squadre per un totale di 18 operatori. 2 persone presenti nell'abitazione sono state salvate dai vigili del fuoco, che hanno poi messo in sicurezza tutti i residenti con l'ausilio delle autoscale.
locale. Il suo M118 ha effettuato controlli precauzionali per escludere intossicazioni da fumo, sul posto anche i carabinieri per la gestione della viabilità e la sicurezza dell'area. E allora siamo alla politica, elezioni amministrative. Il centrodestra verso l'ufficialità del candidato Simone Venturini, che commenta: io ci sono, all'insegna dell'evoluzione. Per governare Venezia non si può improvvisare. Siamo ancora in una fase di confronto, c'è una mia disponibilità, ovviamente a patto che insomma sia una candidatura civica a servizio della città. Io mi presento come appunto Simone e quindi con questa mia faccia, con questa mia storia e con il mio programma, quindi c'è una disponibilità, stiamo dialogando con le varie forze civiche di centro e di centrodestra per capire se può essere utile alla causa comune. L'assessore Venturini non si sbilancia, non potrebbe essere altrimenti fino all'arrivo dell'ufficialità, eppure l'accordo nel centrodestra sembra essere stato raggiunto. Come si vocifera ormai da tempo, il candidato sindaco a Venezia sarebbe proprio lui. Io credo che l'esperienza amministrativa sia un valore e credo che una macchina complicata così come quella amministrativa del Comune di Venezia debba essere affidata a qualcuno che la conosce e che conosca anche la città, quindi questa città deve essere conosciuta in tutte le sue parti. Dalle isole alla terraferma, alla città storica, al Lido, a Casabbioni, a Zelarino. È una città vastissima e diversissima e quindi serve una conoscenza proprio puntuale del territorio di chi in questi anni l'ha girata per filo e per segno, in lungo e in largo. Ecco, non ci si può improvvisare. Venturini ha già le idee chiare su quale sarebbe il suo lavoro da sindaco. All'insegna dell'evoluzione, quindi né continuità né discontinuità, ogni persona interpreta la situazione a modo suo. Io appunto mi presento come me stesso e con l'esperienza che ho accumulato in questi anni, quindi sarà sicuramente un'amministrazione, la prossima, qualora dovessi essere io a rappresentarla, un'amministrazione capace di valorizzare tutto il bene che è stato fatto alla macchina amministrativa e di continuare nella soluzione dei problemi non ancora risolti. L'ufficialità potrebbe essere questione di poche ore, ma Venturini evidenzia: è una questione ancora di qualche giorno, in modo da definire bene i programmi e le priorità in particolare, quindi sono fiducioso che nel giro di qualche giorno anche il centrodestra potrà presentare la sua candidatura. Non c'è fretta, nel senso che la coalizione avversa aveva la fretta di far conoscere un candidato che non era conosciuto e di fargli conoscere la città al candidato. Per fortuna insomma i nomi che stanno girando nel campo del centrodestra sono tutti nomi che la città la conoscono bene, l'hanno vissuta, sono nati in questa città, l'hanno amministrata e quindi davvero conoscono la città palmo a palmo. Tra questi c'è anche il collega assessore al bilancio Michele Zuin, la cui candidatura è stata lanciata nei giorni scorsi dal coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. Ho accettato, non è ancora finito, sicuramente ci sono delle cose da mettere a posto e da capire per poi trovare il candidato migliore per affrontare questa battaglia. Sarà una battaglia per diventare sindaco. Ci si confronta giustamente, spero lealmente, tra le forze politiche di una parte e dell'altra. Noi portiamo avanti le nostre idee e portiamo avanti soprattutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Lei comunque sarebbe pronto a prendere in mano la città? Sono nato pronto. Protesta degli studenti veneti per i 4.000 idonei e non beneficiari che attendono la borsa di studio, il presidio, mentre a Palazzo Ferro-Fini è in corso il Consiglio regionale. Abbiamo deciso di protestare contro questa regione, siamo sotto la sede del Consiglio regionale mentre il Consiglio regionale si riunisce. Siamo qua per richiedere la copertura totale delle borse di studio. Ancora quest'anno più di 4.000 studenti e studentesse in tutto il Veneto non hanno ricevuto la borsa di studio di cui avrebbero diritto. Continuiamo a farci sentire affinché questa regione ci risponda. Mobilitazione degli studenti davanti a Palazzo Ferro-Fini a Venezia, mentre all'interno era in corso la seduta del Consiglio regionale Veneto. A darsi appuntamento sono stati l'Unione degli Universitari di Padova, Verona e Venezia e la rete degli studenti medi del Veneto per protestare per le mancanze della regione in termini di assegnazione delle borse di studio. La mancanza di borse di studio crea effetti concreti. Molti studenti rischiano di perdere la possibilità di vivere in residenza. Finché non ci saranno reali tutele, questa non è e non sarà una regione per giovani. Sono più di 1.000 gli idonei non beneficiari a Venezia e anche a Verona, più di 2.000 gli idonei non beneficiari a Padova. Sono questi i numeri che la Regione Veneto ci nasconde. Noi siamo stanchi, non vogliamo che l'università sia una scuola d'élite e per pochi, e noi vogliamo un diritto allo studio vero e reale,
finanziate le borse di studio. Finché andiamo alle superiori e non possiamo immaginare di costruirci un futuro in questa regione, il diritto allo studio non sarà mai davvero garantito e noi continueremo a mobilitarci. Al termine degli appuntamenti a Alferro Fini, alcuni consiglieri regionali hanno incontrato gli studenti in presidio, tra loro anche Monica Sambo, Giampaolo Trevisi e Anna Maria Bigon, in solidarietà ai manifestanti. Hanno annunciato loro iniziative in Consiglio regionale per ottenere in tempi rapidi un impegno formale della Giunta e uno stanziamento dei fondi adeguato. Secondo caso in Veneto, una donna si è fratturata il piede mentre era in smart working e il giudice stabilisce che è un infortunio sul lavoro e così l'INAIL risarcisce le spese mediche. Chi lavora in lavoro agile da casa e ha un infortunio è riconosciuto come infortunio sul lavoro e non come un normale incidente domestico. Quindi la estrema positività è che fa giurisprudenza quello che con fatica siamo riusciti ad ottenere dal giudice del lavoro del Tribunale di Padova. La sentenza del giudice del lavoro ha stabilito che l'incidente durante lo smart working è a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro. Il riconoscimento è arrivato dopo una battaglia legale per una dipendente dell'Università di Padova che nell'aprile del 2022 si era fratturato un piede mentre era in casa al lavoro. Alzandosi dalla sedia dove era collegata per una riunione in videoconferenza è caduta provocandosi una doppia frattura alla caviglia destra che l'ha costretta prima ad un intervento chirurgico e poi a 180 giorni di inattività. Inizialmente l'INAIL ha riconosciuto l'infortunio sul lavoro, dopodiché l'ha derubricato a normale incidente domestico. Non sono valse tutte le richieste fatte dalla collega, anche la presentazione con il nostro aiuto come sindacato di un ricorso interno all'INAIL, la quale si è totalmente allontanata dal problema. Il sindacato Gilda insieme alla dipendente si sono rivolti al Tribunale del Lavoro e la sentenza del giudice padovano ha riconosciuto l'incidente domestico come un infortunio sul lavoro a tutti gli effetti e così la donna, che nel frattempo era tornata al suo impiego, ha avuto ristoro delle spese mediche sostenute durante i mesi di malattia. Ha avuto ristoro delle spese mediche sostenute in tutta la malattia e anche, visto che ha avuto un'invalidità riconosciuta, anche un riconoscimento economico mensile. Ed ora una notizia appena giunta in redazione: ci sarebbe stata un'esplosione in una palazzina del Veronese. I sanitari del SUEM 118 e i vigili del fuoco sono accorsi a Fane, frazione del comune di Negrare, per un'esplosione avvenuta, come dicevo, in una palazzina. Da quanto si è appreso, alcune persone sarebbero rimaste ferite nello scoppio. I sanitari sono intervenuti con 4 mezzi di soccorso. Ed ora andiamo avanti con il telegiornale. Il 24 febbraio 2022 iniziava la guerra in Ucraina. Da allora sono state tante le storie che si sono incrociate nel territorio vicentino, in cui tanti volontari, associazioni e semplici famiglie hanno accolto gli esuli e hanno voluto portare la loro testimonianza. Ci sono stati moltissimi momenti toccanti. Quello che personalmente è stato più intenso per me è stato vedere il figlio più piccolo di Lessia, che aveva 1 anno quando è arrivato, e mi ricordava mio padre che a 1 anno era stato sfollato proprio a Vicenza dalla guerra, era di Como, ed è stato accolto da una famiglia vicentina. Insomma, quindi è stato bello questa similitudine, e mi ha fatto capire che insomma, la solidarietà è un cerchio che si chiude. Per me, per mia famiglia, Italia regala tanto amici e molto bella famiglia. Una restituzione di solidarietà per Matteo, che ha visto nella famiglia di Alessia un po' della sua, un frammento del fiume di vicinanza che tanti vicentini hanno manifestato al popolo ucraino in questi 4 anni, accogliendo diverse famiglie in difficoltà a causa della guerra. Sono tante le storie che si incrociano, le testimonianze, la commozione, l'incertezza di chi ha i familiari ancora là.
Dal 2022 ad oggi la solidarietà vicentina si è attivata con una rete di associazioni che hanno permesso l'arrivo di 440 persone. E grazie a tante associazioni, 44, queste 440 persone sono arrivate, la gran parte erano minori con le loro mamme. E abbiamo coinvolto 100 famiglie della nostra provincia per poter accogliere 260 direttamente, perché le altre avevano già parenti o situazioni già costruite, per poter trovare un posto, un tetto, un aiuto e un abbraccio. Secondo giorno di riprese a Sant'Andrea di Campodarsego per il film su Giulia Cecchettin, molti curiosi e residenti che hanno sbirciato il set. Sono arrivati prestino verso le 8, 7 e mezzo, 8 e la gente ha cominciato, i curiosi hanno cominciato a venire verso le 8 e mezzo, già i primi. Curiosi a passeggio in bici, l'area a ridosso del percorso naturale Tergola, pellegrinaggio di curiosi. Una giornata, quella delle riprese di Se domani non torno, film tratto dal libro scritto da Papagino dedicato a Giulia Cecchettin, che Sant'Andrea, frazione di Campodarsego, non dimenticherà. Un orgoglio però per Sant'Andrea. Per Sant'Andrea è sempre un orgoglio quando c'è visibilità, per cui credo che anche in questo frangente insomma sia stata positiva la cosa. Non è che si capisca bene cosa stanno facendo, è bello il punto lì, dopo vedremo a cosa si riferisce. Ecco, è un punto che noi di Sant'Andrea amiamo molto perché andiamo a camminare tutte le mattine. Un'esperienza diversa che non si è mai visto, e anche il paesino è quello che è, quindi essere entrati in questo interesse italiano porta un po' di orgoglio qua al paesino, insomma, anche perché hanno approfittato della situazione, il sindaco ha sistemato un po' le stradine. Sono venuto qua a vedere un attimo cosa stanno facendo. Ho visto che stanno facendo molte cose qui e nulla. Adesso vado a vedere un attimo cosa c'è di bello. È un orgoglio per Sant'Andrea, per questo paese? Sì, tanto orgoglioso che comunque stanno facendo un bel film, soprattutto su una cosa molto importante. In effetti il set è allestito in un punto caratteristico della frazione dove si intrecciano due corsi d'acqua, il fiume Tergola e il Tergolino, e dove sorge un antico mulino. C'è il fiume, c'è il mulino, c'è la convergenza dei due fiumi, ci sono i percorsi pedonali dove puoi camminare. Uno degli angoli, diciamo, più carini di Sant'Andrea. Questo è un mulino datato, mulino del 1920, però la struttura è del 1580. Praticamente qui c'era la porta carraia che andava verso la villa della il castello, diciamo, dall'Esmannina. Citato anche da Dante nell'Inferno, questo piccolo angolo della provincia, gli abitanti di Sant'Andrea hanno assistito curiosi e con il rispetto dovuto alla storia, al lavoro della produzione, che si sposterà in questi giorni nel Padovano per essere poi in città venerdì. È una bella notizia quella che vi stiamo per raccontare, quella di un bimbo nato in ambulanza del Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana. L'equipaggio in servizio nel turno di questa mattina ha risposto ad una chiamata del 118 arrivata da una donna incinta che stava per partorire, arrivata sul posto. Il personale ha caricato la donna nell'ambulanza, ma il parto era già in fase avanzata, tanto che l'infermiere a bordo si è improvvisato ostetrico e ha assistito la donna al momento della nascita con l'aiuto del medico arrivato in soccorso. Alla fine in ospedale sono arrivate 2 persone, la mamma e il suo bambino, un maschietto. Tante felicitazioni alla signora e al suo bimbo e un grazie all'equipaggio della Croce Rossa. Davide Ghiotto, oro olimpico Milano Cortina, ha ringraziato tutti per il sostegno dimostrato anche nei momenti difficili. Ieri sera ad Altavilla è stato festeggiato in municipio con un abbraccio ideale dalla sua città natale. No, assolutamente no, piuttosto esco in bicicletta, ma anche quella, guarda, dopo un inverno passato sui rulli o comunque di allenamento, prima di riprendere a fare sport passano almeno qualche settimana. Davide Ghiotto, dopo le fatiche delle Olimpiadi, esclude per un po' qualsiasi forma di allenamento per dedicarsi al più che meritato riposo e all'affetto della famiglia e dei suoi cari che lo hanno fin qui sostenuto. Tra questi sicuramente i concittadini di Altavilla, dove Davide è nato nel 1993, che hanno voluto tributargli il loro grazie con una targa consegnata dal sindaco in sala consigliare. Intanto ringrazio tutti per avermi sempre sostenuto e soprattutto
durante le Olimpiadi ho sempre visto dei commenti positivi sia nell'ambito social, comunque su di me sono sempre stati dei feedback abbastanza positivi, anche nonostante magari i risultati all'inizio non fossero stati così ottimali, e quindi ringrazio tutti. E poi è sempre un immenso piacere ritornare a casa e vedere sempre comunque un'accoglienza così, e quindi mi rende orgoglioso insomma del percorso che ho fatto. Tra i cittadini e le varie autorità civili e militari presenti spiccano tanti giovanissimi a chiedere l'autografo al grande campione della porta accanto. Davide ora con i suoi successi incarna un riferimento, un esempio da seguire per la sua determinazione. Tanti mi conoscono perché faccio tante sessioni di allenamento e tante ore a settimana, e a volte anche troppo, forse vengo anche criticato per questo, però il consiglio che do a tantissimi giovani è che appunto i risultati si possono ottenere soprattutto attraverso il sacrificio, e quindi questo penso che sia fondamentale. Dedicarsi, la passione ci vuole tanto animo, tanto sacrificio, e soprattutto nulla è mai regalato, quindi bisogna sempre conquistarselo. E le strutture sono fondamentali, purtroppo in Italia, soprattutto nel mio sport, sono molto carenti, e di conseguenza si spera che per il futuro si possa avere la possibilità di creare nuove strutture per incentivare i giovani. Ultimo del pensiero, la gioia dei suoi cari, suo figlio. Gioia immensa, perché ovviamente sono sempre lontano da casa, e quindi soprattutto condividere con loro le emozioni di una vittoria olimpica è immenso. Da domani la prima serata di Antena 3 si arricchisce di un nuovo talk show. Agricoltura di sera metterà a confronto temi e protagonisti del settore primario della nostra economia per permettere agli agricoltori di raccontarsi di più e meglio, e ai cittadini e consumatori di avere più informazioni per scelte consapevoli a tavola, ma anche tra gli scaffali dei supermercati. È il primo talk show dedicato interamente all'agricoltura. Una prima serata di Antena 3 per dibattere su un settore, quello primario, che per volumi e fatturato è con il turismo uno dei volani economici del Veneto. E i numeri parlano chiaro: 2025 più 7,1% con un saldo di 8,8 miliardi di euro. Un settore fatto però di luci, come il Prosecco, sempre più richiesto, e di ombre, come testimoniano le notizie che arrivano dall'ultimo zuccherificio veneto di Ponte Longo, che dopo 116 anni di attività in questo 2026 sospenderà la produzione. Un segnale chiaro dell'inevitabile futura cancellazione della filiera della barbabietola, un tempo estesa e produttiva, con ben 17 stabilimenti attivi in tutta la regione. Dati e notizie che già appartengono da oltre 600 puntate al settimanale Agricoltura, e che da mercoledì 25 febbraio diventeranno i temi del dibattito nella prima serata di Antena 3. Con i protagonisti in studio tratteremo tutti i temi d'attualità del mondo agricolo, ma anche della pesca e dell'ambiente, dall'utilizzo dell'acqua alla gestione dei boschi legati al cambiamento climatico sotto gli occhi di tutti. Una prima serata perché gli agricoltori hanno capito che il loro lavoro va comunicato di più e meglio, e anche per dare maggiore consapevolezza ai cittadini consumatori nelle scelte a tavola o tra gli scaffali dei supermercati. Ecco perché, pur essendo un talk show tematico, interessa a tutti. Agricoltura di sera, dal 25 febbraio dalle 21 su Antena 3, perché del resto e ogni giorno tutti dobbiamo mangiare. Ed è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.